Siamo con Giulia Fusarpoli, centrocampista della Ternana, autrice del gol al minuto 97 che ha regalato i 3 punti alla Ternana. Partiamo dalla fine, visto che ci siamo. Raccontaci un po' il gol e le emozioni successive. Sì, sono contentissima perché è il mio primo gol in campionato e è stato un gol molto importante perché ha aiutato la squadra a portare a casa 3 punti sofferti e veramente sono molto contenta. Dedico questo gol al mister in primis, che non sta passando un momento facile, a tutta la squadra e allo staff che lavora ogni giorno con noi, alla società e niente, sono contentissima. È stata una partita insomma complicata da tanti punti di vista, e siete andate subito in vantaggio, poi vi hanno ripreso la prima volta, avete trovato il vantaggio di nuovo e poi vi hanno ripreso nel finale. È stata questa una delle partite secondo te più complicate di questo campionato? Sì, diciamo che non ci sono partite facili in questo campionato. Oggi, complice anche il gran caldo, su questo campo sintetico si è sentito tantissimo, però sicuramente dobbiamo migliorare per gli errori che abbiamo commesso, perché ci siamo fatte riprendere tutte e due le volte. Però godiamoci questa vittoria e da domani si riparte, testa al Genoa e domenica prossima che abbiamo bisogno sicuramente dei 3 punti. Ti chiedo, visto che arrivavate insomma da una sconfitta e un pari, quanto è importante questo successo in questo momento? Perché poi durante, diciamo, durante questa giornata già è cambiata la classifica più volte, in vantaggio voi e pareggiava la Lazio, poi pareggiavate voi e vincevano Lazio e Cesena. Quanto è importante tornare alla vittoria anche per avere la fiducia per affrontare le ultime di campionato? Sì, è molto importante anche perché siamo tutte lì a pochi punti e non si può sbagliare nulla se si vuole arrivare all'obiettivo finale, e noi cercheremo dopo oggi di non sbagliare più perché vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ti chiedo solo in chiusura, segnare un gol al 97esimo, te l'eri immaginato? Ti è mai capitato di sognarlo? E se te lo immaginavi così? No, sinceramente non me lo sono immaginata e ho aspettato tanto questo gol perché sono sempre abituata a fare assist e oggi volevo segnare, quindi meno male che è arrivato il giorno e soprattutto il momento giusto. Grazie. Grazie a te. Siamo con Sabrina Tasselli, portiere del Brescia al termine della sfida, persa nel finale all'ultimo istante. Purtroppo Sabrina, che partita è stata? È stata la partita che volevamo fare. Venivamo da tante sconfitte, da un periodo dove facevamo fatica a giocare insieme, a trovarci, e oggi invece abbiamo dimostrato che con la testa giusta possiamo essere squadra e possiamo veramente lottare contro i forti. L'atteggiamento non è mancato, avete trovato il pari con un bellissimo gol di Zazzera, avete trovato poi il pari nel finale che sembrava aver interrotto un po' la striscia di sconfitte consecutive. Poi è arrivato il gol nel finale, come detto, che vi punisce, ma comunque è da rimarcare il fatto che questo atteggiamento della squadra, che arrivava da 4 sconfitte di fila contro un avversario come la Ternana, non sia mancato, che avete avuto sempre la voglia anche lì di andare a pareggiare una partita che a un certo punto sembrava scorrere via con la vittoria della Ternana. No, beh sì, c'è sempre da tenere in considerazione che comunque giocare contro la prima della classe, in questo caso la seconda, comunque una pretendente al titolo, ti dà sempre quello stimolo in più. Non dovrebbe essere così, però è così. E no, siamo state brave a crederci fino alla fine, magari l'unica differenza è che loro sono abituate, cioè il loro obiettivo comunque è vincere il campionato, non l'hanno mai nascosto e sono arrivati a tutti i posti. In un paio di occasioni però sei stata brava, diciamoci la verità, hai cancellato un paio di gol a Valeria Pirone oggi dal tabellino. Che sapore aveva questa partita per te, visto che eri anche ex? No, beh, sicuramente era una partita un po' più sentita delle altre, poi sì, la mia parentesi alla Ternana è stata poi di 6 mesi, quindi tutto sommato niente storia d'amore eccessiva, ecco. Però sì, un po' di tensione la sentivo, anche perché comunque la Ternana non ho mai avuto la possibilità di dimostrare insomma, che posso fare, ecco. Ti chiedo in chiusura di quelle che saranno le ultime giornate di questo campionato, quanto vi può aiutare anche aver ritrovato in una partita come questa? Hai detto tu, lo stimolo magari era facile, poi ci sono altre 6 partite da giocare, quanto vi può aiutare questo risultato, anche se poi è arrivata una sconfitta, a guardare un po' meglio anche alle prossime giornate? No, beh, diciamo che oggi è stato l'inizio di un percorso e quindi le ultime 6 partite dobbiamo dimostrare che siamo veramente queste
giocarcela, possiamo tornare a vincere, possiamo toglierci delle soddisfazioni, soprattutto a fine stagione, se magari la stanchezza inizia a partire. Grazie. Siamo con mister Fabio Melillo, tecnico della Ternana, al termine della vittoria per 3-2 sul campo del Brescia. Inizierei dalla fine, mister, quel gol arrivato nel finale, all'ultimo istante, quanto è importante per il vostro percorso? Per noi è fondamentale, perché perdere punti anche oggi sarebbe stata veramente una tragedia. Purtroppo veniamo da un periodo dove i ragazzi hanno perso in qualche caso un po' di sicurezza, un po' di mente libera sotto la pressione del risultato. Siamo mancati per 2 partite, non demeritando, però questo ha prodotto un distacco dalla Lazio, le altre che si sono avvicinate, e noi oggi abbiamo iniziato bene. Primo tempo abbiamo 4-5 occasioni da gol clamorose, una con Lombardo, 2 con Pirone, il gol, e poi alla prima situazione abbiamo ripetuto un errore di quelli che abbiamo fatto a Verona, palla indietro al portiere, che è una forzatura che io non voglio, che è utile ogni tanto, quando è gratuita crea solo disagi, e questo ci ha un po' bloccato. Poi dopo abbiamo ritrovato la forza di fare un altro bel gol con Pirone, e abbiamo messo la partita su un binario consono. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo avuto delle opportunità per chiuderla, e poi un errore difensivo su una palla da fermo, che adesso non ho rivisto, ma dove abbiamo marcato malissimo, lasciando completamente fare perno l'attaccante, e lì sembrava finita il campionato, sinceramente, così, perché poi è dura. Invece abbiamo trovato le risorse per ributtarci in avanti, prendere un angolo, creare 2 mischie, tirare da fuori e poi trovare il gol bellissimo di Giulia. E quindi un merito finale alla mentalità che hanno saputo tirare fuori. Infatti ti volevo chiedere questo, perché l'atteggiamento è stato fondamentale, anche perché nei momenti difficili comunque non si sono mai tirate indietro le tue ragazze. Il gol del pari è stato il primo un bel gol, il secondo nel momento peggiore probabilmente, però come hai detto tu nel finale c'è stata la voglia di andarla comunque a vincere, di creare le occasioni per farlo. Sì, è una mentalità che mi ha fatto piacere, anche col sostegno di tutte le ragazze in panchina, chi non ha giocato, perché adesso finalmente abbiamo recuperato un po' di giocatrici, quindi chiaramente abbiamo fatto tutti e 5 i cambi, però hanno partecipato sempre, fa piacere veramente, perché hanno dato, secondo me, un contributo e una spinta finale importante. Oggi abbiamo fatto riassaporare una maglia titolare all'Abate, che per noi è importante, sta con un mese di vantaggio rispetto, perché ha lavorato tantissimo e bene. È chiaro che non può essere al 100%, neanche all'80%, però abbiamo riconosciuto delle gestualità per noi molto importanti, e dopo, insomma, tutte le altre da questo punto di vista si sono comportate molto bene, con grinta e determinazione. Adesso mancano 6 partite, saranno tutte durissime, e speriamo, ecco, questa volta da questo risultato di trarre forza e girare pagina. Ti chiedo, giusto per chiudere, la tua sensazione al gol al 97esimo. Hai esultato? Non ho visto in panchina cosa sia successo, però immagino che abbiate esultato tutti insieme. No, sì, è stato un delirio, perché sono quelle cose che accadono raramente, che non vuoi che finisce una partita così per la sofferenza, però poi quando succede, insomma, e anche qui, anche l'anno scorso vincemmo all'ultimo minuto, quindi magari una situazione di cabala che ci ha portato bene, però sì, credo una vittoria meritata, anche se al cospetto di un ottimo Brescia che ha lottato, ha giocato bene, anche loro con personalità, con voglia, determinazione, quindi una gran bella squadra. Ma io dico sempre, la Serie B è un campionato che è veramente importante, e onora la Lazio se continua a vincerle tutte contro avversari così, perché un pochino io oggi, per esempio, perché un'altra squadra gioca veramente bene, il Chievo, quindi
se vinci tutte significa che sei più forte e meriti. Noi cercheremo di mantenere intanto questo distacco e poi andare lì a cercare di mettergli paura. Grazie. Grazie a te. Siamo con mister Aldo Nicolini, tecnico del Brescia dopo la sconfitta per 2-3 contro la Ternana arrivata nel finale. Che partita è stata, mister? Ma è una partita che noi abbiamo interpretato dal mio punto di vista molto bene. Peccato per i 2 gol sulle palle inattive, dove ci voleva maggiore attenzione da parte nostra. È un lavoro che facciamo settimanalmente e quindi questi errori non ci stanno per nulla. Poi devo dire che la squadra ha giocato anche molto bene, ha creato situazioni di pericolo alla Ternana. Dovevamo cercare di sfruttare meglio alcune potenziali occasioni, ma gli spazi che dovevamo andare a prendere sapevamo bene quali erano e ci siamo andate. Peccato poi per il terzo gol, perché a quel punto la partita deve finire 2-2. Ti chiedo, venivate da un momento difficile, oggi è una sconfitta che però ha un sapore un po' diverso, perché comunque l'atteggiamento è stato quello giusto, l'hai detto anche tu, avete giocato come dovevate. Secondo te cosa è mancato, oltre a quel gol nel finale che ha deciso tutto, è mancato qualcos'altro per arrivare al pari, se non alla vittoria? No, non è mancato nulla, perché al pari ci siamo arrivate. Poi la gestione degli ultimi minuti deve essere fatta con più lucidità, con più tranquillità. Non bisogna andare in affanno, perché quando vai in affanno poi gli avversari, ci sono avversari di qualità, ti fanno gol. Vengo a ribadire che sì, veniamo da un momento difficile. Abbiamo sbagliato la partita con la Freedom, perché la partita con la Lazio e la partita col Genoa non le abbiamo sbagliate. Abbiamo fatto prestazione anche lì e non stiamo raccogliendo quello che non abbiamo raccolto, quello che probabilmente non meritavamo, perché il campo dà sempre i verdetti che deve dare. Ma ripeto, le prestazioni con queste squadre le abbiamo fatte. Siamo mancate nell'ultima prestazione, sì. Ti chiedo, dal punto di vista tattico, mi è sembrato di vedere, almeno per quanto riguarda l'attacco, avete dato pochi riferimenti al Brescia, alla Ternana per tutta la partita, perché le 2 attaccanti hanno giocato molto esterne, Pasquali da un lato e Yolman dall'altro. Zazza era un po' arretrata, poi nel finale hai messo anche 2 punte, però siete comunque riusciti a dare, anche dando dei riferimenti alla difesa della Ternana, ad avere più occasioni, ad avere l'opportunità di arrivare in porta. Anche questa duttilità che hai, no? La possibilità di scegliere un po' come far scendere in campo le tue ragazze, vi aiuta anche in partite come queste, dove lo stimolo, insomma, penso sia anche facile da trovare. Partendo dalla prima cosa, gli spazi che volevamo trovare, che ricercavamo, erano proprio quelli. Infatti la scelta di tenere gli attaccanti un pochino più aperti era in funzione proprio di questo. Poi è chiaro che nel finale mancavano pochi minuti, quindi ci si sbilancia anche un po', si cerca di rischiare il tutto per andare alla ricerca del pareggio, che è arrivato su una palla inattiva anche nostra, e quindi sì, le scelte poi vanno in funzione anche di quello che dice la gara in quel momento. È un lavoro lungo, perché avere questa capacità di variare sistema di gioco in corsa non è semplice. Ci stiamo lavorando, ma abbiamo ancora tante cose da fare. Ti chiedo in chiusura se questo risultato, secondo te, anche vista la prestazione di oggi, vi aiuterà a ripartire nelle prossime giornate, a chiudere al meglio questo campionato. No, il risultato non aiuta, perché è una sconfitta. Dobbiamo tener conto della prestazione, delle buone cose che abbiamo fatto, dell'intensità che abbiamo messo dalla gara, dello spirito che abbiamo tenuto per quasi tutti i minuti della partita. Volevamo tornare ad essere una squadra e oggi questo si è visto. Quindi queste sono le cose positive delle quali dobbiamo tener conto oggi. Grazie. Grazie.